ragazzi di una scuola media di Scampia, che è la scuola media Giovanni Battista Vicco, Scampia è un quartiere di Napoli malfamato, secondo degradato, secondo molti, ci sono molti indici in questo senso, ma è la scuola da cui sono stati presi gli attori del film Gomorra, e in particolare uno che è un po' polemica sul fatto che, vabbè, insomma, io sono andato lì e dovevo parlare di questa cosa, mi hanno detto ci sono 20 ragazzi, tu devi cercare di dire a loro quanto sia importante la legalità. Come fai a Scampia a dire quanto sia importante la legalità? E andavo con questa macchina e a me mi piace, no, vado in genere veloce perché sono sempre in ritardo, lì cercavo di rallentare, non ci volevo andare, ma era un lunedì, ascoltavo la radio e il lunedì la radio di mattina parla esclusivamente di calcio, commentano per ore le partite del giorno prima. E quel giorno c'era stata una partita Palermo-Fiorentina in cui la Fiorentina aveva vinto 2-1 e il secondo gol è stato segnato da Girardino con, ti vedo attento, aveva segnato con la mano e tutta la polemica era perché Girardino dopo il gol aveva esultato, eccetera, no? E io dico, beh, ho trovato quello che devo raccontare e sono arrivato lì, mi avevano fregato perché non erano 20, erano 120 i ragazzi a cui dovevo parlare, 120 di quel tipo, tra l'altro non era per niente facile. Comunque, dico, sapete quello che è successo ieri? No? C'era stata la partita Fiorentina, Palermo-Fiorentina. Ah, Killer non fa, ma Killer l'avevano fatta così, vabbè, raccontate di tutto di più, no? Conoscevano già tutto e già stavano commentando a loro volta. Dico, che cosa ha fatto Gilardino alla fin dei conti? Ha violato una regola, no? C'è una regola che dice che tu non puoi toccare il pallone con la mano, lui l'ha toccato con la mano. Sì, va bene, cioè, però quindi ha violato il regola. E questo è stato possibile grazie al fatto che forse l'arbitro era distratto, no? E c'era Salvatore che non stava seduto sulla sedia, ma stava sdraiato così, no? Gli altri facevano rumore, lui no, ascoltava e mimava. Allora dice, quando tutti quanti si erano sbizzarriti, lui alla fine arrivava e mi dava la risposta, dice, professore, qua distratto, kill l'arbitro. Allora, grazie alla complicità dell'arbitro. Dico, scusatemi, secondo voi perché l'ha fatto Gilardino? Perché non è andato dall'arbitro a dire, guardi che io ho toccato con la mano, ho segnato irregolarmente? E quello dice, mica è Fes, mica è così, eccetera, eccetera. E poi dice, ma quello perché ha vinto il campionato, quell'altro dice, è sempre Salvatore, sdraiato così, dice, ma quale campionato? Una ragazza aveva detto per la gloria, dice, presso i soldi. Allora Gilardino ha violato le regole grazie alla distrazione o alla complicità dell'arbitro e per i soldi. Scusate, le mafie che fanno? Violano le regole grazie alla distrazione e a volte alla complicità, diciamo, dell'arbitro, di chi dovrebbe arbitrare, e lo fanno per soldi. Ora Gilardino non è un mafioso, però Gilardino è, adesso un giorno o l'altro questo lo saprà che parlo in giro di lui, ma voglio dire, ci abita questa mentalità, quella di riuscire ad avvantaggiarci violando le regole. Quando vado nelle scuole a parlare, scusatemi, no? Quando parlo delle leggi ad personam, no? Qualche ragazzo c'è che dice, scusate, ma se ci fossi stato io al posto suo avrei fatto lo stesso. Cioè, perché mi avvantaggio di questo? Sarei uno stupido a non farlo. C'è, come dire, una mentalità incline e giustificatrice della furberia e dell'uso strumentale del potere, che non è negativo, è l'uso strumentale del potere che è negativo. Scusatemi, questo pesa, questo sta causando una sorta di trasformazione. È dilagante questa storia, no? Allora dico a quei ragazzi, ma quanti di voi segnando un gol con la mano poi sarebbero andati dall'arbitro, eccetera? Ovviamente nessuno. È appunto moneta corrente. Ma la cosa triste è che quando chiedo ai ragazzi di Scampia se oggi venisse qui qualcuno a dire di spacciare droga qui all'uscita della scuola, che tanto l'arbitro è distratto e complice e che alla fine dello spaccio a voi spettano 300 euro, quanti di voi lo farebbero? E il 70% alza la mano. Il 70% alza la mano. E quando il dirigente scolastico mi telefona per chiedermi come libera di fare un corso di educazione alla legalità, dice no, un corso antimafia a scuola, e io dico perfetto, guardi, abbiamo, è vero,
un percorso di educazione all'uso consapevole del denaro, all'uso responsabile del denaro, un sano rapporto con il denaro, la giusta dimensione, no? E l'altro silenzio dall'altra parte, dico pronto che è caduta la linea, dicono, e dice no, sai che noi chiedevamo così se parlavate di mafia, Borsellino, così, dico Borsellino, ma noi dobbiamo cercare di prevenire e quindi sarà importantissimo offrire anche delle testimonianze autentiche, coerenti, che hanno pagato col costo più alto della vita, però dicono se noi vogliamo davvero fare prevenzione oggi, ma sono soltanto i mafiosi che vogliono arricchirsi o questo lo respiriamo da tutti i cuori televisivi di questo mondo? E quindi, scusatemi, evidentemente c'è una contiguità ancora maggiore. Guardate, termino, e con due citazioni che secondo me sono particolarmente, come dire, autorevoli, importanti. Una è quella di Don Milani. Sapete che Don Lorenzo Milani, priore a Barbiana, viene denunciato e poi condannato dopo la morte per apologia di reato, che è una cosa che oggi non c'è più nel codice penale, non esiste più l'apologia di reato. Ma il reato di cui aveva fatto apologia era l'obiezione di coscienza, che poi è stata depenalizzata, legittimata, come sapete. E Don Milani scrive quella bellissima lettera, andate a ritrovarvela, a rileggervela, vi dà tono, vi dà proprio respiro, la lettera ai giudici. E a un certo punto c'è un passaggio in quella lettera ai giudici, dice: per me è umiliante ricevere una denuncia con questo capo d'accusa, perché io ho sempre insegnato ai miei ragazzi a Barbiana a rispettare tutte le leggi giuste. Apro una parentesi e dice: sono giuste tutte quelle leggi che non promuovono e non difendono i diritti dei deboli, ma garantiscono i privilegi dei forti. Dei ricchi, scusate, lui ha questa idea, dei ricchi. E poi dice: ma nello stesso tempo ho insegnato ai miei ragazzi a contribuire a cambiare tutte le leggi che giuste non sono. Parentesi, non sono giuste tutte quelle leggi, eccetera. E poi parla delle due leve per cambiare le leggi, che sono il voto e lo sciopero. Leggetevelo perché è importante. Guardate, è molto utile riproporre oggi quella cosa scritta negli anni 60. E l'altra citazione che volevo farvi è perché questo, scusatemi, uno può anche ritenere che sia opportuno, esagerato, ingiusto pagare tutte quelle tasse che lo Stato gli chiede di pagare. Mettiamoci insieme e chiediamo di cambiare quella legge, ma non veniamo meno al nostro dovere dei contribuenti, che ha un dovere di solidarietà nei confronti di tutti, anche di quelli che abitano lo stesso nei territori, peraltro. E l'altra citazione invece, che della legalità, io ho trovato tante, riflessioni accademiche interessanti, ma Henry De Luca, che è un napoletano, però è un poeta, è uno scrittore bravo, lui dice questo, dice: che cos'è la legalità? La legalità, dice, è il patto di lealtà che l'individuo stipula con la comunità a cui sente di appartenere. Attenzione, è un patto di lealtà, che è già un valore, tra l'individuo e una comunità a cui sente di appartenere. Ecco, i percorsi di educazione alla legalità che stiamo facendo in questo tempo come Libera non puntano tanto sull'osservanza scrupolosa delle leggi, non è quella la legalità, ma sul riproporre il sentimento di appartenenza, di legame alla comunità. E forse il dramma più vero nostro oggi, che non ci consente di essere efficaci nel contrastare le mafie, è che è venuto meno questo sentimento di appartenenza alla comunità. E sto dicendo alla comunità, che sia la comunità locale o che sia la comunità nazionale o internazionale addirittura, no? È venuto meno questo vincolo di appartenenza e quindi è venuto meno anche il patto di realtà. Ecco, io penso che noi potremo essere efficaci e potremo ciascuno, offrire il proprio contributo, il nostro contributo nella lotta alle mafie e nello stesso tempo alla mafiosità, all'illegalità diffusa, nella misura in cui saremo capaci di rafforzare, difendere, promuovere
proprio questo vincolo tra i cittadini e la comunità a cui appartengono. Grazie.